Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Vita da Freelance, che è da una vita che non facciamo. Oggi 4 chiacchiere senza impegno, perché mi è praticamente impossibile fare video in questo periodo, perché i miei vicini da casa si sono messi tutti d'accordo per fare dei restauri. C'è quello che sta restaurando casa a motopico 24 ore full time, e poi c'è l'altro mio vicino che sta tagliando legna per l'inverno, sta mettendo via le ghiande probabilmente, e quindi anche lì giù di cattiveria tutto il giorno con la motosega, quindi mi sto divertendo un sacco. Oggi questa mattina c'è un po' di silenzio e quindi proviamoci, voglio dire, però niente di impegnativo, facciamo semplicemente un Vita da Freelance. Noi però dobbiamo iscriverci al canale perché dobbiamo arrivare a 5.000 entro la fine dell'anno, giustamente, ok? Quindi mettete un bel like al video, lasciate un commento se il video vi piace o se io ho una faccia simpatica, ma soprattutto iscrivetevi al canale, che effettivamente è l'unica cosa che mi interessa. Pertanto ho 3 news da raccontarvi. Partiamo con la sigla. Eccoci qua. Allora, news numero 1. La news numero 1 è che ho fatto l'installazione di Filmora 12. Quel cazzo che è, ok? E ho dovuto rifare da capo tutti i setting, quindi la sigla l'ho dovuta rifare, i setting li ho dovuti rifare, eccetera, eccetera. Quindi, ragazzi del Filmora, l'altra volta, cioè ogni volta che mi avete fatto uno switch di una versione, avete mantenuto in memoria le preferenze della versione precedente, perché stavolta no, obiettivamente. Ma vabbè, è sicuramente migliorata la videocamera qua sotto, infatti vedo che l'immagine del mio faccione è molto più fluida. A parte questo, questa è la prima novità. Allora, in Filmora nuova è stata introdotta la I all'interno della struttura, quindi questa permette in automatico di andare a fare un sacco di belle cose, su cui non mi soffermerò perché ancora non le ho capite molto bene, però di per sé ci sono veramente tante cose che possiamo fare con l'intelligenza artificiale all'interno di Filmora per l'editing dei video. Ma a parte questo piccolo dettaglio, l'intelligenza artificiale si sta diffondendo un po' dappertutto, perché mi è arrivata giusto stamattina un'email di Figma che avvisava che all'interno di Figma è stata introdotta l'intelligenza artificiale. Che vi devo dire? Insomma, questo è il trend, ragazzi. L'intelligenza artificiale diventerà sempre più presente nelle nostre vite. Non c'è niente di male in questo, il progresso avanza. Io spero soltanto che venga fatto un uso utile alla causa dell'intelligenza artificiale, perché ovviamente il genere umano è famoso per riuscire a utilizzare le cose che possono avere uno scopo buono nel mondo per fare puttanate. Ma vabbè. Allora, detto questo, poi, seconda news, quella che state vedendo è l'installazione della beta di WordPress 6.4, che dovrebbe essere rilasciata a novembre. Allora, l'ho installata come sempre, ho buttato sul mio tema, fino a qui niente da dichiarare, funziona tutto perfettamente. All'interno della beta ho potuto dare una sbirciatona al nuovo tema 2024, che è già incluso in questa beta qua che uscirà, come sempre anticipa un po' l'anno, ovviamente nell'ultima versione dell'anno esce anche la nuova versione del tema. Novità? Beh, no, dal punto di vista delle cose che possono interessare magari chi come me lavora con i temi ibridi e continuerà a farlo obiettivamente. Tante novità per FSE, come già visto, tante novità per Gutenberg, tanti nuovi blocchi, tante nuove feature, tante nuove cose. Una tra tutte merita attenzione, ma ancora non l'ho testata, la Lightbox nativa. Quindi nella roadmap di WordPress 6.4 è proprio scritto che ci sarà l'introduzione di una Lightbox per i modelli di immagine, ovviamente per i blocchi immagine e presumo anche per il blocco gallery. Comunque non ho ancora potuto vedere questa feature. La cosa che spero è che non sia una feature prettamente dedicata ai temi che la supportano come FSE, a parte che mi frega relativamente perché comunque io continuerò a usare il mio bel magnifico pop-up integrato, ma a prescindere, insomma, comunque è carina, si continua a delineare questa strada di blocchi che permettono di fare sempre più cose. Poi, ultima e non ultima novità, molto interessante, ragazzi, dopo 3 anni torna WordCamp Verona. Che bello, sono contentissimo perché finalmente torniamo a Verona. L'anno scorso sono stato a Milano e ad aprile, purtroppo mi sembra aprile, ho dovuto saltare Torino perché ero a Milano o Bergamo, non mi ricordo, per fare altre cose, ma quest'anno il 17-18 novembre del 2023 al solito, penso, Hotel San Marco, sì, Hotel San Marco, ok, torna WordCamp Verona, quindi un appuntamento veramente ficco dove tutti gli appassionati del settore possono venire e udite, novità di quest'anno. Nel programma degli speaker ci sono anche io, ok? Abbiamo un sacco di gente figa che partecipa, vedete c'è Andrea Marchetti per esempio che partecipa, Enrico Batocchi di Yoast che partecipa, poi abbiamo Gloria Liuni che è una delle organizzatrici del WordCamp di Torino che partecipa,
e parla proprio di FSE tra l'altro, ok? Poi abbiamo l'amico Ivan Messina di Support Host che a quanto ho letto si sta cagando addosso l'idea di fare lo speech, ma va bene, forza Ivan, credici, ok? Eccetera, 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 eccetera. E poi abbiamo il buon Simone Baldessini, il vostro sensei preferito. Vi parlerò dei campi personalizzati con ACF, quindi vi aspetto alle 12:40 del 18 novembre del 2023 per acquistare i biglietti. Cliccate semplicemente qui. Mi raccomando ragazzi, se volete picchiarmi o a parte le battute, se volete venirmi a conoscere e fare 4 chiacchiere, ok, mi trovate il 18 di novembre al WordCamp di Verona. Basta, queste sono tutte le news di oggi per quanto riguarda vita da freelance. Noi ci vediamo alla prossima, vicini permettendo. Io vi saluto, vi ringrazio e come sempre, see you next time guys.